Rivolto all'interno di un reparto della casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento, un gruppo di detenuti ha aggredito e picchiato due agenti, tolto loro le chiavi e aperto le celle. Gli agenti della polizia penitenziaria in assetto antisommosso hanno assediato il parapiglia e arrestato 8 persone. In manette sono finiti Diego Fortezza, 45 anni di Siracusa, Salvatore Condorelli, 38 anni di Catania, Davide Bonaccorso, 26 anni di Messina, Sebastiano Latorre, 32 anni di Catania, Angelo Fernandez, 21 anni di Palermo, Giovanni Arnò, 22 anni di Napoli, Kevin Dragotto, 21 anni di Palermo, Giovanni Linares, 28 anni di Siracusa. Tutti sono già comparsi davanti al GIP del Tribunale di Agrigento Michele Dubini, che a margine dell'udienza ha convalidato gli arresti. I fatti risalgono allo scorso 30 aprile, la rivolta è avvenuta nel reparto Sole e sarebbe stata organizzata da uno dei detenuti al quale poco prima un agente gli aveva contestato un provvedimento disciplinare. Sostituto commissario è stato aggredito e un altro agente. Sono state prese le chiavi delle celle che sono state così aperte. Il reparto è stato devastato con il danneggiamento di suppellettili, blindi, estintori e quadri elettrici. Gli agenti della polizia penitenziaria del reparto di Agrigento, dopo queste ore di follia, hanno fatto irruzione nel reparto e hanno ripristinato la calma.